ci sono stato parecchie volte là. E sa chi erano i responsabili dell'autoparco? Il responsabile era Jimmy Miano, poi c'erano a fianco a loro parecchie persone, però il responsabile era lui, Jimmy Miano. E all'interno dell'autoparco c'è opposizione, non comprendiamo l'attinenza dell'indagine col processo in corso. Presidente, c'è analoga opposizione da parte dell'avvocato Grassia. Mi pare che la contestazione non riguardi territorialmente Milano, Presidente. Signor Presidente, era Tra l'altro... Posso, Presidente? Era con riferimento... Scusi, c'è l'avvocatessa Dionisi prima del pubblico ministero. Dicevo appunto in relazione a questo, tra l'altro è un procedimento penale conclusosi in questi giorni, ritenevo appunto che non fosse rilevante col tema probante. Il tema è quello del traffico delle sostanze stupefacenti del gruppo. Sì, Presidente. No, Presidente, scusi Presidente, sì. La domanda era relativa all'attività dell'autoparco, non con riferimento all'attività di Catania. In qualche modo bisogna introdurre il tema, quindi può rispondere, Scaravilli. Può rispondere. In ordine, le volevo chiedere, signor Scaravilli, in ordine al rifornimento di sostanze stupefacenti, lei ha parlato dell'autoparco. Con riguardo a questa specifica materia, lei sa se all'interno dell'autoparco vi fossero interessi di organizzazioni malavitose e se ci può specificare quali? Certo che c'erano. Io gli ripeto, in autoparco, se noi dovevamo andare per dire, se noi partivamo da Catania per incontrare Jimmy Miano, io l'ho incontrato parecchie volte all'autoparco e qualche volta altra in qualche appartamento. Però per dire in autoparco era dove si svolgeva tutta l'attività mafiosa, dove si parlava se si doveva ammazzare qualcuno, dove si parlava se si dovevano portare soldi, dove si parlava se si doveva prendere della droga, partiva sempre da là, dall'autoparco. Si trattavano anche le armi? Certo. Vi erano interessi del clan Santa Paola all'interno dell'autoparco? E gli ripeto che per quanto riguarda l'autoparco, Jimmy Miano è battezzato e fa parte da clan mafiosi, proprio da lui, da Santa Paola, fa parte del clan. Da chi è battezzato da preciso non ce lo so dire, ne sono sicuro. E Jimmy Miano qualsiasi cosa doveva fare, per dire, doveva chiedere di più il permesso a Santa Paola che non a noi custodi, con tutto ciò che lui era custodio. Ma queste sono cose per dire che posso sapere io e 4-5 altri dell'organizzazione vecchia, ma i giovani di oggi non le sanno queste cose come erano composti, se Jimmy Miano doveva fare così o no. Come di fatto per dire, Jimmy Miano quando dà ordine di ammazzare a Barbera, il primo a passare l'ordine glielo passa probabilmente a Ercolano, per questo ammazzano un paganese la sera prima a Ercolano, probabilmente perché ci dava ordine per dire Jimmy Miano che stava succedendo questa cosa. Passiamo oltre. È a sua conoscenza se le armi, signor Scaravilli, Sì. Voi avevate disponibilità di armi? Sì. Per quanto riguarda la fornitura di armi, come facevate? Noi per quanto riguarda la fornitura di armi, essendo che l'eroina arrivava tutta dalla Turchia, arrivava a Milano, di cui c'erano dei contatti con personaggi turchi, perché anche noi l'avevamo direttamente con la Turchia, con Ankara personaggi, e sia che questi facevano commercio con l'eroina e sia che potevano fare commercio con le armi, perché quando avevamo del bisogno, per dire, basta che chiedevamo e pagavamo e avevamo tutto quello che volevamo. Signor Scaravilli, lei ha avuto mai notizia di carichi di armi pervenuti nella disponibilità del clan Santa Paola? No. Voi avete mai avuto disponibilità di armi attraverso Jimmy Miano? Sì.
Ci può dire che tipo di armi e in che epoca? Io siccome ero il più amico di tutti di Jimmy Miano, perché io ripeto, da ragazzi eravamo sempre insieme, e poi nel 76 eravamo insieme. E a parte questo, per dire, siccome Jimmy Miano si è fatto tant'anni di galera pure lui, quando è uscito nel gruppo dei custodi di quella della vecchia stampa, ha trovato solo me, che erano tutti giovani, no? Essendo che io ero uscito un paio di mesi prima di lui, che io sono uscito in aprile, lui è uscito verso novembre, ero l'unico che gli potevo dire la pianta, come era composta l'organizzazione del costo, che erano più attivi, che erano più avvicinati a Santa Paola. E allora, per dire, quando è uscito Jimmy Miano, siccome era uno, perché quando si faceva un responsabile dei custodi, la voce per farlo responsabile lo doveva sapere Jimmy Miano, Galozzo, io, Buonaccorso Ignazio, Garatelli. E allora, per dire, anche se qualcuno di noi non c'era quando si faceva questa discussione, al posto di essere tutti quattro erano 3 o erano 2, per dire, si mandava a dire a Catania, per dire, perché Catania mandava a dire per via di colloqui, per via di qualche messaggio audio, mandava a dire si deve fare responsabile. E allora, ad esempio, per dire, rispondeva Giuseppe Galozzo, per dire, Jimmy Miano, diceva chi c'è più meglio che può andare? Mandavano a dire c'è questo, mettiamoci a questo qua. E così si faceva il capo responsabile dei custodi. Quando sono uscito io, che l'ultimo che avevamo fatto era il responsabile, era Barbera Angelo dei custodi, il Jimmy Miano lo conoscevo poco e niente, come Galozzo. Io c'ero stato già parecchi mesi vicino, a parte che io già lo conoscevo da ragazzo a Barbera. E così, quando Jimmy Miano esce, i primi contatti ce l'ha con me, del responsabile dei custodi. Ci parla a telefono, ci ho detto, senti, in questi giorni ti porto il responsabile del corso a Milano, e così chiarite, perché c'erano certe discussioni che Jimmy Miano l'aveva sia con i custodi e sia con il responsabile, però l'aveva con quel gruppo dei custodi che aveva fatto certe cose che ora ci arrivo alla discussione, no? E allora un giorno prenotiamo per Milano, erano io, Barbera, Ezio Vinciquera, Appio Maugere, e non mi ricordo se c'era, Salvatore Ferlito. Ci siamo messi sull'aereo, e siamo scesi a Milano. A Milano, quando siamo usciti dall'aeroporto, siamo stati bloccati subito dalla polizia, chiedendoci documenti. Di questi 5 che avevamo sceso dall'aereo, 4 ci ha bloccato, uno è arrivato a scapolare, andarsene via, di cui era Salvatore Ferlito. Ci fermano, ci domandano documenti, mi dicono dove state andando, noi ci diciamo stiamo andando a Torino per il processo, e ci lasciano andare. Perché ci lasciano andare? Questo noi lo sappiamo la sera che ci lasciano andare subito, perché loro avevano visto anche i biglietti che noi l'avevamo per rientro la sera, e noi siamo andati a trovare Angelo Barbera, a trovare Jimmy Miano. Il Jimmy Miano, quando ci sediamo là e ci salutiamo, la prima cosa che chiede Angelo Barbera, dice perché ci avete ammazzato, dice Franco Bombenga. E allora loro, siccome sapevano che avevano fatto uno sbaglio grosso, non avevano una risposta pronta da taglio. Perché? Perché questo Franco Bombenga, quando è stato ammazzato, che è scomparso questo qua, è stato ammazzato un paio di giorni dopo che era stato ammazzato mio fratello, e questo faceva parte dei custodi, questo Franco Bombenga. Siccome nel gruppo ce n'erano un paio che lo volevano ammazzare perché vendeva a droga anche lui a Catania e faceva il gruppo dei milanesi, hanno cercato la scusa che era uno di quelli che aveva partecipato sull'omicidio di mio fratello, e così lo ammazzano a sangue freddo. Il Jimmy Miano, che sa benissimo che ha ammazzato a mio fratello, per dire, e questo Franco Bombenga era innocente, per dire, no, era un grande amico suo, era accanito, che voleva soddisfazione, no? E allora parlando il Barbera ci ha detto, dice, purtroppo dice, abbiamo sbagliato, dice, però ormai è morto, dice, e così si è tornato normale, non ci sono state tante discussioni. Quando siamo rientrati la sera per Catania, all'imbarco ci sentiamo chiamare per nome e cognome, no? Ci sentiamo chiamare tutte e 4 quelle fermate, sia io, sia Barbera, sia Ezio Vinciquera e sia Maugere e Appio.
Che cosa succede? Maurizio Reacchio era sorvegliato speciale. E allora quando lo chiamo là, non ci va, ci andiamo tutti e tre. I poliziotti invece cercavano proprio lui, Maurizio Reacchio cercavano, perché era sorvegliato, dice come mai si trova a Milano. E allora dicono a noi, dice dove è Maurizio Reacchio? E che l'abbiamo visto? Ci ha detto, noi l'abbiamo visto stamattina, non l'abbiamo visto più, per dire. E allora i poliziotti dicono a noi, dice, voi stamattina ci sapete perché avete scapolato, dice, da noi, dice, perché non ci funzionava la radio con la centrale. E allora non ci hanno dato la conferma se erano pregiudicati quello che erano. Quando invece poi loro si sono accettati, nel tempo che noi mancavamo alla sera, si sono accettati durante la giornata, alla sera hanno scoperto che c'erano sorvegliati. Presidente, mi scusi, chiedo scusa anche all'imputato. Mi pare che, intanto si dovrebbe limitare a rispondere a domande su fatti specifici, ma al di là della stretta osservanza della norma, il test per carità può chiarire quando risponde, anche se entro limiti di economia comprensibile, come economia di discorso, ma adesso mi pare che stia proprio parlando di fatti che sono assolutamente estranei e influenti. Presidente, io per carità, lo vogliamo fare continuare, facciamolo continuare. Io non ho... No, mi pare che l'argomento si potrebbe chiudere qui. Qual era la domanda del pubblico ministero? No, il pubblico ministero se la ricorda. Era una domanda relativa alla disponibilità o fornitura di armi fatta dal GIM Mimiano all'organizzazione di appartenenza del signor Scaravilli. Mi pare... Sì, così ci stavo dicendo, quando noi abbiamo bisogno delle forniture... Signor Scaravilli, cioè, ha sentito la domanda che le ho posto, cioè se voi avete mai ricevuto armi da GIM Mimiano, se a lei risulta specificamente. Sì, l'ho ricevuto proprio io, a mano io. In che occasione? Ad esempio, per dire, noi quando c'è stata la spaccatura con i custodi, che erano tra noi custodi per dire in guerra, io avevo bisogno dell'armi, per dire, perché ce ne mancavano. E così io un giorno invece che sono andato all'incontro a Milano col Jimmy ci ha detto che mi occorrevano degli armi. E così Jimmy Mimiano mi ha mandato degli armi. E Jimmy Mimiano aveva fratelli? Non ho capito. Jimmy Mimiano aveva fratelli? Aveva fratelli? Ah, fratelli? Sì. Ci può indicare i nomi? Uno Roberto e uno Nuccio. E poi c'erano altri che sono lavoratori, non li conosco. Il Roberto e il Nuccio sono inseriti nelle organizzazioni? Sì. Ci può dire in quali? Il Nuccio, Ciapergastro, era nell'organizzazione dei milanesi. Il Roberto faceva parte sempre vicino a noi, doveva essere obbligatorio, era avvicinato ai milanesi, che tra milanesi e custodi era la stessa cosa. Lei conosce una persona che di nome fa Angelo Bonanno? Sì. A quale organizzazione appartiene? Presidente, scusi, c'è opposizione, gradiremmo sapere cosa c'entra Angelo Bonanno con il tema di causa di oggi. Poi magari possiamo ritirare l'opposizione se il pubblico ministero ritiene di chiarire. Il pubblico ministero ritiene? Signor Presidente, il pubblico ministero intende dimostrare una serie di fatti attraverso l'esame di svariati collaboratori di giustizia. L'Angelo Bonanno, per quanto riguarda le conoscenze del pubblico ministero, appartiene a una determinata organizzazione e per questo gli chiedevo allo Scaravilli se conoscesse una persona di nome Angelo Bonanno. Per chi ha risposto alla prima domanda e si rigetta l'opposizione può proseguire. Quale organizzazione apparteneva? Angelo Bonanno sono due poteri, c'è Salvatore Bonanno pure. Come organizzazione avevano una grande amicizia con noi custodi, ma come organizzazione appartenevano a Granti, Pippo Cammisetta e Lautane. In che rapporti era con il GIM Mimiano? Di grande fratellanza. E Angelo Bonanno è quello che lo porta in Francia perché gli doveva fare la plastica in faccia. E poi a parte di questo avevamo delle estorsioni insieme con Bonanno. Lei stava accennando poc'anzi all'omicidio di suo fratello e alla circostanza che
in un primo momento era stato fatto credere a voi che la paternità dell'omicidio fosse riconducibile all'area Cappello. Ecco, volevamo sapere da lei come lei ha scoperto la matrice vera di quell'omicidio e le ragioni di quell'omicidio. Mio fratello, la mamma di mio fratello, quando era responsabile, era la prima volta che si trovava a fare responsabile del gruppo e non aveva la stessa esperienza che avevamo noi da vecchia data, per dire come conoscere i Santa Paola. E così, essendo che aveva dalla provincia di Messina a Barcellona con un certo Ciofolo una grande amicizia mio fratello, in quella zona là, sia la ditta Craci e sia la ditta Costanzo stavano facendo delle strade, stavano riparando, lo so. E così, essendo che questo Ciofolo era un appartenente della provincia di Messina e conosceva sia mio fratello sia a un certo Mario Tuppo, che si chiama Nicola, e sia Gaetano Ponzio, gli stanno facendo l'assunzione a questa ditta. E così ci riescono a farci l'assunzione, ci chiedono 1 miliardo. Quando mio fratello mi è venuto a raccontare a me questa storia di Gracia e Costanzo, io gliel'ho detto subito in faccia, tu sei morto, ci ha detto, perché io già conoscevo dal 76 principalmente Costanzo, era una cosa che non si poteva toccare mai, per dire, era l'unica cosa a Catania che la toccava, per dire, era come se prendeva la corrente elettrica, perché sapevamo che apparteneva forte a Santa Paola. E sapevo che ora quello che andava in posto per dire mio fratello su una cosa di quella, perché sapevo che Santa Paola non se la potevano tenere mai questa cosa qua. E così, dopo un periodo di tempo, sento che ammazzano a Mario Nicotra, questo è Mario Tuppo. Dopo un periodo di tempo ammazzano il mio fratello e poi quando ero fuori io, perché non andavo di tempo, cercano Paghinesi, no? E allora io, essendo che avevo avuto anche dell'incontro con Salvatore Cappello e sapevo Salvatore Cappello, la sua organizzazione, com'era con l'organizzazione del mio fratello, escludevo assolutamente tutto che poteva essere che era stato mio fratello, che era stato Cappello. Però la conferma l'ho avuta quando sono stato a Milano da Jimmy Miano, perché lui era l'unico che poteva sapere, perché apparteneva, no, all'organizzazione mafiosa che è battezzato, no? E così mi dava la conferma che non è Salvatore Cappello, no? Infatti io pensavo, dicevo, mi faccio meraviglia ancora come non mi ammazzano pure a me, anche perché io non ci davo ancora nessuna dimostranza che avevo capito che non è stato loro a ammazzare il mio fratello. Però lo capisco di più quando chiedono la testa di Santa Paola, la testa di Paghinesi, e quando viene ammazzato Paghinesi che è Jimmy a avvisare al Colano che un domani mattina stavano ammazzando a Barbera. Non so se vuole racconto questa storia come... Ecco, mi faccia capire però Jimmy Miano cosa le disse con riferimento proprio alla morte di suo fratello? Che non erano stati Cappello a ammazzare il mio fratello. E le disse a chi invece andava ricondotto l'omicidio? Chiaramente non me l'ha detto mai. Lei ha detto che, tanto per chiarirlo, che Jimmy Miano era battezzato. Cosa significa battezzato? Battezzato significa che nei clan mafiosi, dei veri mafiosi, deve essere battezzato da una famiglia per farne parte. Perché noi dei custodi non usavamo questo sistema, eravamo liberi. Invece tutti i clan mafiosi, se fanno parte da un clan mafioso, devono essere battezzati. Ma che significa? Che cos'è il battesimo? Battezzati è una cosa che ormai la dicono balagliare, che si formano 2, 3, 4, 4 famiglie per dire allora lo battezzano dicendo che da oggi fa parte da questo gruppo che non deve sbagliare. C'è una dicitura, no? Ecco, ma allora ci faccia capire anche per intendere. Dico, Jimmy Miano era battezzato con la famiglia diciamo Santa Paola e contemporaneamente era dei Cursoti? Sì. Ma ci faccia capire come può avvenire questo fatto. Il Jimmy Miano, quando c'era la guerra,
faceva parte dei custodi. Quando è stato arrestato poi, che ha dell'incontro con Colau, lui quando battezzano queste persone che fanno parte di una certa famiglia, lo battezzano loro volendo, per dire che lui faceva parte dei custodi, perché mica lui si è fatto battezzare e tradiva tutti i custodi, però dal giorno che uno viene battezzato, che fa parte della famiglia mafiosa, qualsiasi cosa, qualsiasi iniziativa prende, per dire, deve rivolgersi prima sempre a loro, per dire. E per questo era che Cimimiano, per dire, perché allora Cimimiano quando nel 90 è uscito poteva diventare anche capo dei custodi, non ci diventa capo dei custodi, lascia a Barbera, probabilmente per tenerci sotto controllo, per dire, a noi tutti quanti. Lui diventa un mafioso, per dire. E questo battesimo di Cimimiano a che epoca risale? Questo risale dopo gli anni 80, quando c'è la pacificazione e si torna tutto normale. Sono degli incontri che c'ha lui, Santa Paola con Cimimiano e Colau. Scusi, la pacificazione, abbiamo parlato di una pacificazione nel 77. Sì. E questa pacificazione di cui ora sta parlando lei... No, dopo questa pacificazione... Un momento. Avevo chiesto a che epoca risaliva il battesimo, mi faccia finire per la verbalizzazione, il battesimo di Cimimiano. Il Cimimiano, dopo che noi facciamo la pacificazione, in che anno? nel 77, entra a Milano, non fa parte più di Catania e se ne va a Milano e organizza a Milano, un gruppo a Milano, organizza. E allora per dire, a Catania per forza ci vuole un altro responsabile, per questo si chiama la banda milanese, perché Cimimiano se ne va a Milano. Ecco, di questo battesimo di Cimimiano, chi ne è al corrente? Di Santa Paola, Giuseppe Garozzo, io e qualcuno altro. Sa indicare chi... No, di preciso no, perché queste cose a noi non vengono dette. Non possono essere dette. No. Le risulta che ci sia qualche altro cursoto che sia stato battezzato? Sì, Matteo Santo. In che epoca? Ha parecchi anni fa, di preciso non ce lo so dire però. E queste circostanze da chi le ha prese? Queste sempre da Galozzo. E da certe palermitane. Da chi? Un certo Salvatore Apicella. Salvatore? Salvatore Apicella. E poi? E un certo Giovanni Bastone. E lei lo ha preso da costoro oppure ho inteso male? Da chi lo ha preso? Da lei? costoro. E Giovanni Bastone chi è? Giovanni Bastone è un palermitano che nel 1984 è stato imputato con noi nel Blitz di Torino. Per quale reato? Reato di associazione. Lui era tra Torino e Catania, quando c'è stato il grande Blitz, no? E il Bastone aveva rapporti con il gruppo Santa Paola? Questo non ce lo so dire, però vi posso dire soltanto che quando nel 1992, alla fine, quando Santo Calcagnoso diventa responsabile di Catania, dei custodi, so che hanno fatto delle riunioni, sia Santo Calcagnoso, sia Giovanni Bastone, sia Salvatore Apicella, di cui c'erano delle persone di Santa Paola. E questo incontro lei con Giovanni Bastone dove e quando l'ho avuto? Dalla casa di Matteo Santo. Cioè a Catania?
Sì. E Giovanni Bastone quindi era libero, lei era libero Sì. e Mazzeo Santo erano liberi? Sì. Eravate tutti e tre liberi? Sì. Ricorda se il Bastone è intervenuto in altre occasioni in passato per dirimere controversie tra il clan dei Cursoti e quello di Santa Paola? Io posso dire di quella riunione, essendo che non mi sono fredato più, che già non mi fredavo di Santo Mazzeo, non ho fatto parte più di quel gruppo là, mi sono allontanato, però io posso dire che hanno fatto altre riunioni, per dire, perché da cui di queste riunioni hanno discusso anche come mi dovevano ammazzare a me. Ecco, no, le chiedevo se in passato le risulta che il Bastone sia intervenuto per dirimere controversie tra il clan vostro e quello di Santa Paola. No, non ce lo so dire in passato perché non lo ricordo. Non avevo... Lei più volte ha parlato di Corrado Manfredi e ha ricordato che il Manfredi assieme a Calderone erano intervenuti per iniziare le trattative per la riappacificazione del 1977. Ci sa dire Manfredi dove è stato ucciso? A Milano. Ci sa dire quali fossero i rapporti tra Manfredi e Santa Paola? Erano dei rapporti buoni. Pur militando in organizzazioni diverse? Sì. Io gli posso portare un particolare su questo fatto, perché aveva rapporti buoni. E anche noi capivamo e sapevamo che lui aveva dei rapporti buoni. Nel 1976, quando noi abbiamo avuto la guerra con Santa Paola, il Manfredi aveva dei grandissimi rapporti con Santa Paola, però era con noi. E allora un giorno hanno detto a noi, mentre che era in riunione, dice, c'è Santa Paola, dice che si potrebbe incontrare con voi altri, no? E come gli ripeto, il Maccarone Giovanni aveva 20 anni, 21 anni, però che era abbastanza proprio intelligente e già capiva queste cose. Gli dice a quella domandetta, dice, fissa un appuntamento, dice, e domani ci andiamo. E si scioglie il gruppo. Noi che stavamo sempre vicino a Maccarone ci abbiamo detto, Giovanni, ma come fissa un appuntamento? Perché ci andiamo? Dice, stai zitto, dice, lo sto facendo apposta, dice, per vedere che succede. E così noi un domani all'appuntamento non ci andiamo. Dopo un giorno ancora, un domani, leggiamo il giornale a Sicilia e vediamo che vicino dove avevamo l'appuntamento noi, che era il via Vincenzo Giuffrida, da un mobilificio, viene fermata una macchina con due persone là sopra, non mi ricordo se erano vestite da finanziere, e una paletta. E chi erano questi qua? Uno era il fratello di Santa Paola Antonino, e uno era Amato Salvatore, no? Allora quello Maccarone è venuto con quei giornali, cioè, hai visto, dice, che ci stavano preparando, dice, no? Per dire. Però, siccome, per dire, il Corrado Manfredi ci occorreva, perché ci spiegava certe faccende, perché poi non ci facevamo sapere tanto, il Maccarone se lo teneva dicendo, dice, vabbè, che poi quando sarà, dice, che finisce questa guerra sappiamo che dobbiamo fare, sia con lui e sia con qualcuno altro che faceva parte del gruppo. Sa ad opera di quale gruppo poi il Manfredi è stato ucciso? È stato ucciso, io posso dire, io, come mi viene raccontato a me nel carcere di Pippo Maratato, perché è stato ucciso dal gruppo del Calcagnoso, sempre dei gruppi nostri, il gruppo di Milano. Soltanto la causale voglio sapere. Sì, è stato ucciso perché lui aveva preso decisione di far ammazzare uno del nostro gruppo di Santa Paola. E qual era questo personaggio del vostro gruppo? Che era Rosario Pantano. Il vostro gruppo, e quindi in che senso aveva preso decisioni? Perché gli aveva lasciato la carta libera di Santa Paola di poterlo ammazzare, quando lui non lo poteva fare, no? Il vostro gruppo faceva estorsioni? Sì. Ricorrevate a qualche espressione per presentarvi alle vittime e far capire che l'estorsione era del vostro gruppo? Non ho capito, ricorrevamo che cosa? Facevate uso di qualche espressione per far capire alla vittima dell'estorsione che l'estorsione stessa proveniva dal gruppo dei Cursoti? Se ci voleva, sì.
Ricorda quale espressione in particolare usavate? Se c'erano anche sistemature di mettere qualche dinamite, boom, lo mettevamo per arrivare alla stazione. Abbiamo fatto questo con Finocchiaro, l'abbiamo fatto con Massimino, con parecchi. Con Finocchiaro in che senso? Finocchiaro chi? Finocchiaro questo è il cavaliere, dico io. E che cosa avete fatto? Finocchiaro il cavaliere pagava prima del 1984. A chi pagava questo qua? Pagava all'organizzazione dei custodi, di cui era stato probabilmente Angelo Bonanno a sistemare questa cosa per pagare. Quando nel 1984 c'è stato il blitz qua a Catania, quello di 380, qualcuno citava anche lui su questa situazione e allora lui non voleva pagare più. Il Jimmy Miano, che siccome una parte di questi soldi che pagava andavano metà al Jimmy Miano e metà ai custodi, reclamava dicendo come mai questi soldi non arrivavano più. E Angelo Bonanno gli manda a dire che non voleva pagare perché aveva paura. Essendo che lui aveva dei cantieri nei paesi dei Calabria, non so il punto giusto, il Jimmy Miano manda a due ragazzi di quella che aveva in mano lui, d'accordo con qualche calabrese che sapeva là come era composta la cosa, e gli fa mettere un po' di dinamite su queste cantiere, minacciandolo, dicendoci che doveva pagare di nuovo. E così Angelo Bonanno lo avvicina di nuovo e ne dice a noi, Angelo Bonanno dice l'unico che vuole trattare dice che con noi, con me. Presidente, mi scusi, sono l'avvocato Strano. Io è chiaro che non ho fatto l'opposizione perché non si sa mai dove i collaboranti vadano poi a parare, ma chiedo alla Presidenza di intervenire perché ci sono processi in corso per questa vicenda. Gradiremmo sapere qual è la conducenza ai fini del presente processo. Non si può fare un processo che deve essere celebrato a Catania e si celebra qui con dichiarazione del signor Scaravilli, magari poi non so se è questa l'intenzione, per poter versare i verbali là. Io ritengo che laddove la risposta non sia pertinente al tema di causa dovrebbe intervenire la Presidenza. Allora facciamo una domanda per vedere se Avvocato, mi scusi, no, per rispondere all'avvocato Strano, è che l'unico che può intervenire per troncare certe dichiarazioni che si prolungano oltre il necessario è il pubblico ministero. In relazione appunto alla domanda e a quello agli atti che ha a disposizione. E molto più che la Presidenza anche i difensori possono intervenire sul punto. Insomma, e infatti io sto intervenendo, Presidente. La Presidenza è l'ultima cioè, se dobbiamo fare tutti i processi di Catania, ovviamente in sede di controesame potremmo durare 10 mesi a interrogare il signor Scaravilli a questo punto. È pregato di intervenire quando il discorso è preso troppo alla larga, troppo alla lontana. Insomma. Chiedevo a Scaravilli se vi erano interessi anche dell'organizzazione Santa Paola in questa estorsione. Da quella di Massimino, In sia quella di Santa Paola sia del Mappassotto. In quella di Massimino e in quella di Finocchiaro? Quella di Finocchiaro le prendevamo solo noi, i custodi. Lei ha parlato di riunioni che avvenivano al carcere di Augusta con la presenza di Calderone. Ecco, Calderone era detenuto oppure era libero? Libero. E come faceva ad incontrarsi al carcere di Augusta con i detenuti? A carcere di Augusta, che ci sono stato pure io nel 1975, era l'unica casa penale che non che erano colotte là i guardia, che si usava proprio, a parte che un detenuto faceva il colloquio, qualsiasi persona voleva salutare un detenuto, basta che arrivava alla portineria e diceva posso salutare il detenuto 10 minuti, un quarto d'ora, lo facevano entrare e lo facevano salutare, ma non per corruzione, lo tengo a precisare, era un'usanza che si faceva là a Augusta. Lei ha conosciuto Pulvirenti Giuseppe, il Malpassato? Il Pulvirenti Giuseppe lo conosco, io sono forse uno dei primi a conoscerlo, nel 1966, a Pulvirenti Giuseppe. E come lo conosceva? Lo conoscevo perché ero io giovane, sui 20 anni,
rubavo, e lui era uno dei migliori ladri che c'era a Catania, come fare furti nei negozi. E era in quel periodo che lo conosco io, era latitante lui, ricercato sempre per furti. Era. Sia lui e sia un altro che si chiama Lorenzo Ferrara, che gli dicono Copertone, era latitante pure. Come si chiamava? Lorenzo Ferrara, detto Copertone. E vivevano tutti e due latitanti in via, da una strada di via Palermo, di cui c'era un allevamento di polli che era gestito da un certo Concetto Acquaviva, e là vicino c'era una casa e loro tutti e due dormivano latitante là. Come si chiamava? Concetto? Acquaviva. E questo personaggio ha fatto parte di organizzazioni? Questo in quel periodo era con noi. Concetto Ora Acquaviva. io voglio dire, per farci capire questo personaggio, non so, devo raccontare come il passaggio. Perché così, questo. Concetto Acquaviva è vivo o è morto? È vivo, il padre è morto. Il padre. Il padre come si chiama? Il padre si chiama Acquaviva, il nome in questo momento non me lo ricordo. È stato ammazzato a San Cristoforo. Dove? Nella piazza proprio di San Cristoforo. In particolare sai il luogo esatto dove è stato ucciso? Sì, vicino a un barbiere. C'era un negozietto là, era seduto lui davanti alla porta. E questo personaggio di che gruppo era? Chi? Concetto e il padre? Il padre. Il padre, io gli ripeto, e questo gli volevo dire io. Quando io facevo parte nel 66 con il Mappassoto, gli ho detto prima, era uno dei migliori ladri di Catania. Perché era uno dei migliori ladri di Catania? Perché lui da giovane aveva lavorato a mettere dei pali per la luce in campagna e conosceva quasi tutta la Sicilia, sia dalle strade normali sia per via di campagna. E allora in quel periodo che io camminavo, ho cominciato a camminare da ragazzo con lui, con Giuseppe Polverente, ogni sera noi con una macchina rubata uscivamo e facevamo centinaia di chilometri per dire da tutta la parte della Sicilia. E allora che cosa avevamo? Avevamo una borsa piena con 1000-1500 chiavi, una trunghissa alta così, e quelle chiavi là che noi portavamo di dietro. Quando eravamo lambaesi, io che ero più ragazzo, scendevo con la lampadina da scatole, andavo a vedere che marca era la serratura e se era di destra o era di sinistra. Tornavo nella macchina e ci dicevo perché lui usava anche a tutti i ragazzini di chiamarli di possia, non li chiamava tu. E allora quando li chiamavo compare, allora ci ho detto compare Pippo, gli dicevo la marca è accesa dalla destra. Allora lui in quella borsa prendeva al massimo 10 chiavi, su quei 10 chiavi apriva quella saracinesca, per dire, no? E prendevamo tutto quello che c'era. Abbiamo cominciato con i gioiellerie, poi facevamo i negozi, tabaccai, tutta questa roba la scendevamo a Catania. Noi quando la scendevamo a Catania, quando eravamo per dire in via Palermo, la portavamo in via Palermo, ma poi c'era una persona adatta alla mattina che si interessava per vendere questa roba qua. Scarabini, deve essere sintetico. Sì, io ho fatto una domanda su Acquaviva. Ci sto levando. Ci deve arrivare subito perché sennò. Ecco, Acquaviva, siccome era uno di quelli grossi a Catania, aveva grande amicizia con Mappassoto, a volte veniva da noi perché noi per dire di quella roba che portavamo, ma poi a volte per dire, dici regaliamo 4 vestiti, 5 vestiti Acquaviva, c'era un altro che si chiamava Tino Castro, regaliamo, e a volte cercavano queste macchine rubate, per dire. Per cui Acquaviva un giorno viene da noi e cerca un 1750, cerca che era rubato, che ci interessava a loro. Un Mappassoto si è rivolto a me perché eravamo noi i ragazzi che rubavamo la macchina e ci ho detto l'abbiamo noi questa macchina, perché la macchina la tenevamo 3-4 giorni, quando poi venivamo avvisati dalla polizia questa macchina la buttavamo, no? Perché c'era qualcuno che gli diceva posso? Sì. E così ci ho detto sta macchina ce l'ho io. E Acquaviva dice non la dovete dare a noi, ma posso dire vai prendela e porta questa macchina dove dice lui. Io me ne vado con lui, dice vieni di dietro a me, dice dove ti dico io lasci questa macchina. Io che cosa gli dico? Ma senti un po', io vengo di dietro a lei con questa macchina e se mi ferma la polizia che devo fare? Dice, non ti preoccupare, tu fermati, dici che ci penso io, no? E così portiamo questa macchina alla Circomo.
vicino al circolo, da una palazzina, e la lascio là io. Dopo un po' di giorni io vengo a sapere che questa macchina era del cognato del commissario Pecora di Catania, che era un ingegnere sul dubbi che ci interessava a loro e ci hanno restituito la macchina. Perciò quando loro venivano da noi per qualsiasi favore, siccome sapevamo che cosa erano, ci mettevamo a disposizione. Ecco, sa da chi è stato ucciso, da quale gruppo è stato ucciso? Dal gruppo dei custodi. E perché? È stato ucciso probabilmente perché lui era uno di quelli che faceva parte alla famiglia Santa Paola, dei più grandi. Lei ha parlato di un tale Licciardello che si occupava della vendita di stupefacenti nella zona di Picanello. Ci sa dire come si chiamava, il nome? Il nome, io posso dire, mi sembra che si chiamava Pippo, perché io questo Licciardello lo conosco tutti, sono tutti di Picanello. È vivo perché o è morto? Questo qua io non ce lo so dire, nel 90 era vivo, però siccome io non sono qua, sono lontano, non lo so se è morto o è vivo. O è arrestato, non ce lo so dire. Io ci posso dire che un fratello suo è stato ammazzato a mano nostra. Per lui fino al 90, quando ero fuori, nel 91 io era vivo. Quale fratello è stato ucciso per mano vostra? A Catino. Quanto tempo fa? Nel 1976. Quindi tanto tempo fa, va bene. Ha parlato lei di un tale Villa Giovanni di Vittoria a proposito della droga, ricorda? Sì, Vella, no Villa. Vella. Sì. Che attività svolgeva formalmente il Vella? Questo qua lavorava anche con l'eroina, perché lui, a parte che con un gruppo coltivavano questa erba, scendeva a Catania da noi e a volte si prendeva dell'eroina che gliel'ho data pure io a volte, no? Se la portava un chilo alla volta e vendeva alla Vittoria questa eroina. Era un campagnolo. Lei conosce tale strano Mario? Strano Mario? In questo momento non ce lo so dire, perché io non conosco strano, non ce lo so dire. Conosce un tale detto Mario Turcu? Mario? Il turco, in dialetto? Sì. È questo che dico io, il nipote che viene ammazzato. Il? Mario Tuppo. È questo qua, il nipote Mario. No. Il nipote che viene ammazzato, adesso è bianco. Non Mario Nicotra. Non il Tuppu, ma il turco. Mario Turco. Lo conosco, sì. E chi è? Sì, io lo conosco quando questo aveva amicizia, se è quello che dico io, con un certo Cavallaro, però non ho avuto a che fare con questo. Gli altri appartenenti al gruppo Santa Paola, o comunque che lei ritiene sulla base di fatti che appartengono al gruppo Santa Paola, sa dare indicazioni? Cioè, oltre alle persone che ha già indicato sino adesso, ci sono altri personaggi che lei, sulla base delle sue conoscenze, inserisce nel gruppo Santa Paola di cui è in grado di fornire particolari? Io per quanto riguarda De Paganello, io ho detto Carletto Campanella, un certo cugino suo, che non so come si chiama, sia che state un cugino di lui. Di chi? Di Carletto Campanella. E sa come si chiama di nome? Se non sbaglio si chiama Alfio, però non mi ricordo il cognome come si chiama. Questo io lo conosco perché era di fronte alla torrefazione Lorè, aveva un negozio di matarazzi, di mobiletti. E quando noi a volte non trovavamo a Carletto ci rivolgevamo a lui e diceva viene fra mezz'ora, viene fra un'ora. Ecco, ma lei sa particolari su attività delittuose commesse dal... No, assolutamente. Poi conoscevo il Licciardello, conoscevo un altro che gli dice uno Zizzo, conoscevo i fratelli... Zizzo chi è? Uno che fa parte sempre di loro, era con Galletto, era uno di quelli che vendeva la roba pure, ma a Paganello. Vendevano? Vendeva la roba. E sa come si chiama? L'eroina. Sa come si chiama? No, lo so ma non mi ricordo. Lei ha parlato di Salvatore Cristaldi. Sì.
sa se c'è qualche altro familiare del Cristaldi, se il Cristaldi ha qualche familiare, parente? Suo fratello Venerando. Venerando è inserito o non è inserito? No, è inserito, assolutamente, è più forte di lui, del fratello. Perché è più grande di lui. Lo sa descrivere fisicamente? Lo conosco, a chi? Suo fratello? Sì. Io lo conosco da bambino, ci ho rubato e ci ho fatto pure il rapino con lui. Ci mancano un pochettino i capelli, no? Siamo stati anche nei carceri insieme. E come fa a sapere che anche egli è inserito nel gruppo Santa Paola? Per quanto riguarda che state venerando, come vi stavo dicendo prima, io ho detto che lo conosco abbastanza bene. Io ci camminavo da bambino, lui è 10 anni più piccolo di me, là è la differenza. E noi da ragazzi con lui facevamo i ship insieme, andavamo a rubare, abbiamo fatto anche delle rapine insieme con lui. Quando lui nel 1976 si trovava a Augusta, lui ha avuto una grande amicizia sempre con la famiglia Lautane, i mostri di Pecorini. Chi? Venerando Cristaldi. Sì. È stato sempre più vicino a loro. Quando nel 1976 lui si trovava a Augusta e io ero fuori, a volte andavo pure io a Augusta a trovare qualcuno, no? E lui ancora non ci credeva, per dire che i Santa Paola stavano avevano messo conto di noi senza che succedeva niente, però lui era sempre nel carcere. Poi nel 1977, quando io sono stato arrestato e sono stato sparato, sono stato portato a Barcellona per cure, e lui, il Cristaldi Venerando, si trovava là, sia lui e sia Giuseppe Polverento, ma apostolo, erano insieme nella stessa sezione, e così mi chiedevano a me, perché neanche il Mappassotto ancora sapeva quello che stava succedendo a Catania e perché stava succedendo. Infatti il Mappassotto quando esce negli anni 80 diventa un responsabile e si promulgando il gruppo, per dire, ma prima era lui, non era aggiornato neanche, e così gli spiego tutto quello che stava succedendo, quello che aveva successo. Quando il Venerando esce fuori, che faceva parte con i mostri di Figuligna, che era più vicino ai mostri di Figuligna, trova la spaccatura tra i mostri di Figuligna con Santa Paola, e lui si mette dalla data di Santa Paola e Cavallucci. In che anno? E questo è negli anni 80, quando lui esce, giusto, non ce lo so dire. Solo che io nel 90, quando esco, lo trovo sempre che fa parte di quel gruppo. Di quale gruppo? Del gruppo Santa Paola. Presidente, non abbiamo domande più. Controesame. Presidente. Sì, avvocato Strano. Prego. Sergio Scaravilli, lei poco fa ha fatto riferimento a un assegno di 2 milioni che faceva parte di una somma complessiva di 8. Si ricorda questa circostanza? Senta, era pratica comune che quello che lei ha indicato come responsabile del gruppo mettesse una tale somma di tasca sua? Oppure... Dunque lei ha detto che c'è una persona che lei ha indicato come responsabile del gruppo, che avrebbe aggiunto ai 2 milioni 6 milioni per arrivare ad 8. Era una prassi comune, era solito che accadesse questo, è stato un fatto unico e eccezionale? No, poteva succedere, ma se i persone che erano poteva succedere. In che misura poteva succedere? In misura così per 3 volte oppure era per piccole somme aggiuntive? No, ma questa era una discussione per dire che è successo. Però secondo si è visto che poi lui non pagava neanche gli altri 8 milioni che dovevamo fare, era un portatore di guai. Sì, no, questo non mi interessa, questo aspetto. No, non mi interessa se si doveva ammazzare. Mi interessava sapere se era usuale, se eravate soliti aggiungere delle somme a quelle che dovevano essere date dai responsabili. Era un fatto normale o era un fatto eccezionale? No, era un fatto che si doveva... che gli doveva dare soltanto noi facevamo la stessa cosa e gli dovevamo dare il responsabile. Ma allora la somma che ha tirato fuori il responsabile, questi 6 milioni, fu fatta per arrivare a metà del debito? Sì. Lei ha ricordi precisi su questo?
Da chi ha saputo la circostanza che lei ha riferito che Miano era stato battezzato? Da Veloso, da Bonaccorso e anche da lui poi. Senta, lei conosce o conosceva Di Pasquale Salvatore, detto Battù? Sì, Come lo conosceva? da casa di calcio lo conoscevo. Fuori dal carcere non l'ha mai visto? No, quando è uscito lui so che è stato ammazzato, però non so. Senta, il traffico di sostanze stupefacenti del quale lei ha parlato, lei ha fatto riferimento alla zona di Picanello, era diviso in zone? No. Perché non c'era detto Lambarella. No, questo non l'ha già detto. Dico, volevo sapere se c'era una distribuzione in zone, oppure se nella stessa zona potevano operare più organizzazioni. No, questo di sicuro che era diviso in zone, però io so per quella zona che trattava, poi agli altri che votavano non lo so. No, la domanda è diversa. Vorrei sapere se a lei risulta che nelle zone potessero esserci più organizzazioni ad occuparsi di sostanze stupefacenti. Avvocato, per quanto riguarda l'erba e il fumo a Catania. No, scusi. Sì. Ho capito quello che dicevo, io sto rispondendo. Il 99% lo poteva vendere solo la famiglia Santa Paola, non ce n'era più nessuno. Perciò da qualsiasi quartiere andava, se c'era qualcuno che spacciava era di Santa Paola. E il fumo, sto parlando io, per l'erba. E per il resto? Per il resto c'erano anche altre organizzazioni che spacciavano, c'erano anche noi. Anche, poteva capitare anche nello stesso territorio? Sì. Senta, lei è al corrente che il padre di Angelo Bonanno fosse chiamato Zuangelo? Sì. Anzi, che fosse chiamato solo Zuangelo e non col suo vero nome? No, questo non lo so. Lei come lo conosceva? Io lo conosco dal calcio, lo conosco a Montebuoni. No, il padre di Angelo Bonanno, quello di cui lei ha parlato. Aveva un padre. Anche il padre? Il padre era nel 1975, si è fatto andare a Augusta. E lei lo chiamava Zuangelo? Sì, lo chiamavo Zuangelo per l'espettivo che era giocato, ma Va bene, io Presidente avrei finito le domande, poi dovrei fare una richiesta ai sensi dell'articolo 195, se vuole gliela faccio adesso. Quando vuole. Beh, allora chiedo come testi di riferimento la citazione di Jimmy Miano, Garozzo Jimmy Miano e Garozzo sulle circostanze riferite dal collaborante, come apprese dagli stessi. Sulla richiesta. Non si oppone e chiede anche la citazione di Angelo Bonanno. Cortesi riserva. Scusi Presidente, su quella citazione di Angelo Bonanno, gradiremmo sapere su che cosa, perché dovrebbe essere una testimonianza in diretta, vorremmo sapere su quale circostanze, per poter esprimere il nostro parere. In ordine al traffico di stupefacenti con riferimento alla vicenda dell'autoparco. Allora, questa difesa si oppone, Presidente, perché i reati commessi a Milano non sono di competenza di questa Corte e soprattutto non fanno parte, non mi pare perlomeno, che siano inerenti al tema che stiamo decidendo, perché nemmeno il testo ha riferito di interessi nel traffico di stupefacenti con riferimento all'autoparco di alcuno degli imputati odierni. Bene, la Corte si riserva. Avvocato Catania? Sì, Presidente. Proseguiamo con il contraesame. C'è un microfono in più aperto. Presidente, scusi. Presidente Virardi, le chiedo scusa. Solo per poterci organizzare, io per procedere al controesame del signor Scaravilli avrei necessità, anche in ragione del larghissimo perimetro di intervento che è stato accordato e di fatti nuovi rispetto a quelli oggetto di questo procedimento sui quali ha riferito lo Scaravilli, di consultare carte che apparterrebbero alla cognizione di altri procedimenti già definiti in sede di assise d'appello. Processo Maugeri Berti.
Quindi le chiedo se almeno per i difensori che ne hanno necessità l'esame possa essere rinviato al pomeriggio oppure a domani mattina, al fine di poter consultare quelle carte che sono assolutamente necessarie al controesame, anche perché che lo Scaravilli oggi deponesse su determinate circostanze, su certi fatti, non era assolutamente prevedibile, siccome non coincidente con l'articolato di prova proposto dai signori pubblici ministeri. Questa è la ragione, Presidente, cioè un fatto nuovo accaduto in udienza non prevedibile. Questa è la ragione per la quale l'Avvocato Grassia, per i propri assistiti, chiede che l'esame dello Scaravilli su passaggi importanti della sua deposizione possa essere rinviato al pomeriggio o comunque al più tardi anche a domani mattina. Grazie. Allora signori, andiamo avanti fino alle 14:30, dopodiché facciamo mezz'ora di intervallo e poi proseguiamo con il controesame. Le richieste di particolari problemi, diciamo, di problemi particolari relativi alle richieste relative a problemi particolari che attengono alla difesa di taluni imputati, eccetera, saranno valutati in un momento successivo e la richiesta deve essere specifica e tutta una problematica sulla quale la Corte si pronuncerà in un secondo momento. E questo con riferimento, dovendosi privilegiare la continuità dell'esperimento istruttorio e le ragioni di sicurezza relative alle persone, alle persone che andiamo sentendo. Faccio presente che in proposito che pare che abbiamo perduto Filistat, per quello che la perdita possa valere, non sappiamo quando lo potremo recuperare per il controesame. Presidente, allora andiamo avanti. Le chiedo scusa, sì. Allora specifico per la Corte è in... Signor Avvocato, in un secondo momento lei farà quella parte di controesame che è in grado di fare, la farà subito su circostanze particolari in ordine alle quali non è in grado oggi di controesaminare. In un secondo momento mi riferisco quando sarà finita la prima tornata di audizione dei collaboranti, tutti voi farete richieste particolari, la Corte le guarderà e dirà quali sono necessarie e quali no. Va bene, Presidente. Prego, sì. I pubblici ministeri fanno netta opposizione a questa richiesta, trattandosi di dichiarazioni delle quali il signor Avvocato poteva essere benissimo fornito, perché si tratta di dichiarazioni rese in dibattimento pubblico. Quindi non c'è peraltro nessuna invasione di campi, nel senso che il capitolato di prova era quello e tutto ciò che attiene al tema processuale era prettamente prevedibile. Presidente, scusi, ma non era stato rinviato l'esame circa l'ammissibilità di quanto questo difensore chiedeva a un momento processuale successivo? Cioè la Corte... Sì, questa io do questa indicazione. Noi prendiamo atto dell'opposizione del pubblico ministero, ma do questa indicazione, Avvocato. Presidente, scusi, per una questione di principio, ma il pubblico ministero a che cosa si oppone? La difesa, così come ella ha chiesto, non ha ancora segnatamente specificato quelli che sono i motivi per i quali chiede che il controesame venga rinviato. Rimandiamolo a un altro momento, che questo problema in questo momento è defaticatorio. Dopo l'indicazione che ho dato andiamo avanti con il controesame. Aveva chiesto la parola l'Avvocato Catania. Poi, un momento le chiedo scusa, Presidente, sono l'Avvocato Russo. Sì. Io non ho inteso bene i programmi per l'immediato adesso, voglio dire, andiamo avanti per fare il controesame fino a che ora? Andiamo avanti ora sino alle 14:30 e poi facciamo mezz'ora di pausa e andiamo avanti sino a quando si esaurisce. E Orsa 3? Orsa 3, se ci sarà tempo lo chiameremo, altrimenti slitterà. Questo è il programma. Ho capito. Presidente, le chiedo scusa, è importante che si faccia fino alle 14:30 anziché le 14 e si faccia adesso la pausa? Non lo so, dica lei. Mi pare che... No, come orario, voglio dire, visto che si deve interrompere... Sì, interrompiamo alle 14:30, cioè alle 3 ore di udienza. Andiamo avanti, Avvocato Catania. Sì, Presidente.
Senta, signor Filistad, io la prego, perché peraltro la conosco, Filistad Scaravilli, di rispondere brevemente alle domande. Scaravilli, l'ho detto Scaravilli. Quindi lei esce dal carcere nell'aprile 90 dopo 13 anni di detenzione, è vero? Sì. Poi viene riarrestato quando? Nel 93. In che mese? Nel 27 febbraio. Nel 27 febbraio. Ora io non voglio sapere tutto quello che lei ha fatto dall'aprile 90 al febbraio 93. Mi interessa sapere, ritornare sulle riunioni. Lei ha parlato di alcune riunioni al ristorante che ha chiamato Carrettino Siciliano e in un altro posto. A queste riunioni chi ha partecipato? Lo vuole ripetere, per favore? Ercolano Alto, Sì. Calletto Mammanello, Sì. Angelo Stabile, Angelo Barbera e io. A tutti i riunioni abbiamo partecipato sempre le stesse persone, così non ci faccio perdere tempo di ripetere la domanda. No, io lo dico così non dico. No, lei la ringrazio che lei si preoccupa del mio tempo. Nessun altro ha partecipato, lei peraltro l'ha già detto. Ho detto che una volta è venuto una persona, un certo Mangione Giuseppe. Sì, certo. Un'altra volta c'era Pulvirenti. Senta, e i luoghi quindi sono stati, oltre a questo Carrettino Siciliano e un altro posto che lei ha indicato, ricorda qualche altro posto in cui sono avvenute queste riunioni? Sì. E quali, lo dica? Una volta nel periodo che eravamo in discussione tra noi clan custodi, a dove qua è venuto a casa di Angelo Stabile. No, parlavo di luoghi pubblici. No, no. Senta una cosa, lei è arrivato a un certo punto, ha detto che i gruppi arrivarono a un accordo, che c'è stata una fusione fra questo il gruppo di cui lei faceva parte e che lei rappresentava con l'altro gruppo. Non ho capito lei che domanda vuole dire. Gliela ripeto, lei poco fa ha parlato di una fusione, nel senso che il gruppo di cui lei faceva parte, Sì. Con questo gruppo rappresentato a suo dire, lo sto dicendo, rappresentato a suo dire da Campanella e da Ercolano, questi due gruppi si sarebbero fusi, uniti cioè. No, uniti. Facevamo delle fusioni, significa che facevamo delle società in certe escursioni, poi c'era un avvicinamento di grande amicizia. Senta, Filistad, lei lo conosce? Certo. Che rapporti ha avuto con Filistad? Era dello stesso gruppo nostro. A queste riunioni Filistad ha partecipato? No. Non interessa. Con me no. Interessa perché ha detto che partecipava, quindi la prego. Con lei non ha mai partecipato? Su può regolare con me no. Che lo conto io. Con Filistad è stato detenuto insieme da quando lei è stato riarrestato? No. Non l'ha più visto, non l'ha più incontrato? No. Non avete avuto colloqui di nessun tipo, insomma, mi pare di capire. E dove ci abbiamo mandato? Certo. Lui era a caccia del Provoca, io ero a caccia delle Catane. E lei quando è che ha deciso di collaborare esattamente? Deciso non me lo voto in questo momento, un paio di anni. Un paio di anni che vuol dire? 94, 93? Siamo nel 96, faccia uno sforzo, lei è così preciso nei ricordi. Certo, già non ci devo pure questo, non c'è un motivo di nascondere. Io ho collaborato quasi 10 mesi, un anno dopo che sono stato alzato. Quindi all'inizio del 94? Penso di sì. D'accordo, non ho altre domande. Presidente, posso? Presidente, mi scusi. Avvocato Pogliese, Scaraville, lei poco fa ha detto che al carcere di Piazza Lanza in Catania era una divisione di posizione secondo l'appartenenza ai gruppi. Gli appartenenti a un gruppo erano nel braccio sinistro, quelli all'altro gruppo nel braccio destro. Nel 1976? Sì, poi lei ha detto che quando il braccio sinistro per un certo periodo fu inagibile, al primo piano stavano quelle di un gruppo, al piano successivo quelle di un altro gruppo. Io le chiedo una sola specificazione. Questa assegnazione all'un braccio o all'altro, a un piano all'altro, avveniva
su richiesta dei detenuti o era la direzione che li assegnava? Su richiesta dei detenuti e su richiesta della direzione a volte, perché io quando entro nel carcere, qualsiasi detenuto entra nel carcere di Piazza Lanza, si usa a domandare quale gruppo appartiene. Se ci dici che uno non appartiene a questo gruppo, andava a ottenere il braccio nuovo, perché se uno gli dici io voglio andare al secondo piano, già si capisce che quello deve andare al secondo piano e quando andava, perché se dal gruppo nostro ci dice il primo piano, ci dice il secondo piano, così si... Quindi, se ho capito, il detenuto faceva la sua indicazione e la direzione di regola accordava quello che era la richiesta del detenuto. Certo. Bene, Presidente, le chiedo scusa, una domanda alla sua signoria, mi perdoni, di programma, non di altro. Ella ha detto che l'esame, il controesame di Filistad è slittato, è previsto in quale udienza? Avvocato, non ne sono sicuro però. Dico, ho detto non so se riusciamo a recuperarlo. Appunto, Presidente, io... No, chiedo scusa, no, ma nulla di strano. C'è il pubblico ministero che chiede la parola. No, dico recuperato. C'è il pubblico ministero che vuole interferire sulla sua domanda. Devo dire se era oggi, questo solo volevo chiedere. Non è che... sì, se mi fate parlare, appunto, dico sulla presenza di Filistad vi è incertezza, ma non è escluso che possa essere presente mercoledì. Appunto questo sto dicendo. Dico, non so se riusciamo a recuperarlo. Volevo sapere siano preparati perché bene, allora, l'intervento successivo l'avvocato Giuffrida si era prenotato. Sì, mi scusi signor Scaravilli, lei poco fa ha detto che quando Jimmy Miano uscì dal carcere nel 90, il primo ad andarlo a trovare fu Aldo Ercolano. Lei era presente a questo incontro? No. Grazie. E da questa parte c'era... Presidente, l'avvocato Guzzone. L'avvocato Guzzone, senta Scaravilla, lei è tossicodipendente? No. Lei ha parlato di una riunione al ristorante Carrettino Siciliano. Senta, queste riunioni avvenivano di giorno o di sera? Di pomeriggio verso quando si mangiava. Di sera mai? Mai. Senta, lei ha parlato di 8 milioni che avrebbe portato a Campanello, ho capito bene? Sì. Senta, questi 8 milioni che li teneva in tasca? Lei oppure? Io. Lei personalmente? Sì. Lei era assieme a? Ed eravate in macchina, in moto, come? In macchina. E siete stati fermati? Sì. E non siete... La polizia, tramite un suo amico, ha detto che in realtà ebbe a soprassedere alla perquisizione, ho capito bene? Sì. Senta, lei consegna questi soldi a chi? A Carletto Comparello. Il discorso finisce là con riferimento a questi rapporti di dare ad avere. In che senso? Dico, lei consegna i soldi. Da di soldi ho detto che rimando Barbera, la prossima settimana la posizione riceverai la via. La prossima settimana? La prossima settimana, 10 giorni riceverai 8 milioni. Questi 8 milioni poi vennero riconsegnati. No. Senta. Perché fu ammazzato uno e non si consegna il Presidente, è morto. Senta, non lo capisco, fu ammazzato chi? E quello che doveva dare i soldi. E come si chiamava? Giacomo. Senta, ma tu Giacomo che sarebbe il responsabile, quello che lei chiama il responsabile? No, questo era uno aggravato a gruppo. Il responsabile era Barbelaccio. Quindi quando lei parla di 6 milioni sborsati dal responsabile, lei intende riferirsi a Barbera? Barbelaccio, certo. Barbera non c'è più, mi pare. No, è morto. Quindi lei non sa se poi venne saldato il debito, questo non lo sa perché dice... No, non è stato venuto saldato, questo lo so sicurissimo io. Non è stato... Perché io partecipo sia con l'omicidio sia con la distruzione. Quindi non è stato mai saldato? No. E sente, il fatto che non sia stato saldato è stato un fatto che poi si è lamentato il Carletto Campanella per il fatto che non era stato saldato. Non si è lamentato, no. Non si è lamentato? No. E senta, quindi l'unica lamentela quando è che l'avrebbe manifestato? Quando ho trovato l'assegno a fuoco. E tutto finisce là la lamentela di Campanella? E poi ci abbiamo fatti fuori, che ce l'abbiamo ammazzato, che ci dovevamo fare più. Senta, ci parli di questo favore, là volevo arrivare Scaravilla. Sì. Ci parli di questo favore. E che cosa ci devo fare? E lei dice ci abbiamo fatto il favore, ce ne parli? L'abbiamo ammazzato.
Ma come? Cioè, in che senso? L'abbiamo ammazzato. Esempio che ha detto Campanella, vediamo se non assegno del 2 milioni, quando ha detto Campanella fa la brutta procura che ci hanno dato l'assegno fuoco. Noi per dire potremmo anche vedere, dici che i 2 milioni va bene così, e lei se poi abbiamo capito un compagno ha sbagliato per quanto riguarda che ha detto Campanella, e allora per giustamente noi che abbiamo una grande amicizia con lui ci abbiamo fatto questo favore che abbiamo ammazzato un poveretto. Ascolti, esatto, mi dica un po', quando lei dice questo favore, questa iniziativa è stata presa da chi? Da lei e? È stata presa principalmente dal responsabile. Da Barbera? Sì. E più da chi? E poi tutta noi abbiamo discusso, siamo responsabili di tutto quanto. Quindi la responsabilità... Ci posso fare una cosa, che tutto l'omicidio che succedono a casa. No, guarda, io non voglio... No, non voglio sapere l'altro, io intendo dire questo. Quindi questo omicidio venne commesso per determinazione del vostro gruppo. Sì. Solo del vostro gruppo. Sì. Perché dice principalmente, scusi? Principalmente sì. Guarda, possiamo ritenere chiuso l'argomento. Guardi, non c'è imputazione per il suo assistito. signor Presidente, scusi, e le sue domande non sono volte a assaggiare la veridicità. Quindi siamo completamente fuori tema. Presidente, ascolti, il pubblico ministero stavolta. Presidente, se si fosse limitato alla cosiddetta casuale, il difensore si sarebbe limitato a discutere sulla casuale, ma qua si è parlato dell'omicidio bello e buono. Comunque credo un'altra domanda o due ed ho finito. Sì, no, dico sull'argomento, possiamo ritenerlo chiuso. Scusi, lei non è stato sollecitato. Come? Io volevo dire, gli posso dire anche che cosa ha detto quando ha detto Campanella prima della No, non ci interessa. Ascolti, una sola domanda, o è la penultima. Lei ha parlato che avrebbe ammazzato lei il suo gruppo Mavilla più uno, più un altro, è così? Non ho capito. Queste persone che avrebbero fatto secondo lei questo sgarbo dell'assegno, in chi si identificano queste persone? In chi? Quelle persone che poi lei ha ammazzato. Come si chiamavano? Io ti sto dicendo hanno ammazzato, non ho ammazzato. Ah, lei non l'ha ammazzato. Ho partecipato. E chi sono stati gli autori? Gli autori di tutti e due omicidi dalla stessa sera. A un omicidio è stato Mario a molte volte assieme a Maurizio Ponte. Dall'altro omicidio è stato Franco un altro che Sapurri assieme all'altro che si chiama Dolo Giusto, che poi abbiamo fatto il nostro gruppo. Sì signore, un'ultima domanda signor Presidente, è la seguente. Lei di questi omicidi, di questi due che lei sarebbe, non so, compartecipe morale, capisce che significa partecipazione morale, che lei è d'accordo, aderisce alla... E come lo capisce, certo. Senta, lei ne ha parlato. No, lei è così esperto ora, è così esperto anche se le possiamo evitare punzecchiature di questo genere, avvocato Guzzoni, è utile per tutti. Giusto, ho finito signor Presidente. Lei di questi omicidi ha avuto occasione di parlarne in corso di procedimento, assisi d'appello, processo a carico di Berti Callo. Lei ne ha parlato in questo processo di questi omicidi Mavilla più? Non me lo ricordo. Non si ricorda, quindi lei non ricorda che qualcuno, un pubblico accusatore, privato o pubblico... che ci faccio presente per quanto riguarda omicidio Berti, quello degli... No, io dico in occasione, mentre era in corso l'appello a carico di Berti Callo e più tanti altri, lei ha avuto occasione, dietro domande della privata o della pubblica accusa, di rispondere su questi due omicidi Mavilla Giovanni più uno? Poi se ci ho risposto, e se ci ho risposto, aspetta, era quello che ci saranno le dichiarazioni, risulteranno come sto rispondendo qua adesso. Grazie. Scaraville, scusi, se se lo ricordo oppure no, questa è la domanda. E lei solo questo deve rispondere. Sì. E senta, lei dice che Campanella trattava che cosa? Del fumo, della droga leggera. E senta, chi è che in realtà materialmente contrattava per quanto riguarda prezzo?
Dico, lei ha parlato, sa che Campanella trattava il fumo, la droga leggera, ha detto questo. Vero, sì. Senta Con chi... noi, Prego? Con noi, con l'organizzazione Cussosa. Quindi non è che trattava lei? No, trattavamo noi, non trattavo io. Cioè lei Quando ci siamo andati a parlare, c'era una riunione di queste qua, abbiamo parlato di chiarirci pure che quest'anno nel mese di agosto ci sarà pronta di un nuovo evento come quello che deve l'anno scorso. Il Campanella ha risposto che se era come quello dell'anno scorso non lo voleva perché quella con la presella era migliore. Senta, lei dice eravamo noi, ha usato il plurale, ci vuole indicare in compagnia Io, Barbera, Stabile, che ha detto Campanella quando abbiamo parlato di questa discussione, e il signor Duecola. Signore, senta, ci può indicare qualche cosa sul prezzo, sul corrispettivo? A 500 me lo vedo anch'io. 500? Me lo vedo anch'io. Ecco, trattava Campanella solo droga leggera. Ci ripeto che io per gli altri non lo so quello che trattava, noi parliamo di questo qua. Solo di droga leggera. Questo è vero, per domani. Grazie Presidente, eventualmente ci riserviamo ancora. Avvocato Libero. Lei adesso è libero o agli arresti domiciliari? Io sono nel carcere, nel libero dell'arresto domiciliare. Senta. Io fino a oggi non ho chiesto ancora di essere scarcerato, quando la corte non viene a controllo nel carcere, perché è giusto che io pago come pagano gli altri. Ma lei... Perché non ho collaborato perché io che vicino alla libertà. Ma lei... Questo glielo dico, tanto per me ci salvo. Posso? Sì, sì, è vero. Ma lei che reati ha commesso tra il 1990 e il 1993? Ho commesso quello che ho commesso tutta la conversazione, sì, omicidio su tutto quello che si faceva, istruzione, tutto. Ma quanti omicidi ha fatto? Io principalmente ho partecipato, da farlo non ho fatto neanche uno. Ma a quanti omicidi ha partecipato? In questo prima vita o con questo devo aspettare. Senta... Sono responsabile io. Quello della sottovaia che stiamo pagando. Vero? Mi scusi, ma partecipare che significa? Quando ci segniamo a tavola discutiamo, ma se abbiamo messo ora nella partecipazione alla ma poi voglio dire, quando c'è l'azione delittuosa lei ha un ruolo, no? Certo. E qual era il suo ruolo? Ad esempio, quando era responsabile io come ruolo ero mandante. Quindi lei è stato mandante di assassini? Sì. E quanti? 6-7. Lei ha chiesto di essere sottoposto a programma di protezione? Io per dire la verità che oggi non c'ho neanche programma, non l'ho chiesto, non so quando lo deve arrivare e quando non arriva. Senta, ma perché si è pentito? Per la schifezza che avevo visto da tutta la mia vita, no? Sono stato uno di quelli che veramente ho capito di per dirle. Senta, allora lei si trova in una sezione carceraria insieme ad altri pentiti? Sì. E chi sono? No, ce n'è neanche uno di quelle persone. Senta, lei poco fa parlava di Cristaldi venerando e ha detto di un incontro avvenuto a Barcellona, nel carcere di Barcellona? Sì. E in che periodo? Cioè quando, anzi? Nel 1977. In che mese? Un mese, io sono stato arrestato in aprile, agosto-settembre. Sia tranquillo che ero là. Quindi fra agosto e settembre del 1900... No, guardassi che pure ottobre, non devo sentire il mese vigili. Agosto... Quando io sono stato portato là per pure. Quindi fra agosto, settembre e ottobre del 1977 lei era a Barcellona e lì ha incontrato Cristaldi venerando, giusto? Sì. Lei sa dire se Cristaldi venerando era uomo d'onore? Nel 1977, quando ho incontrato io, ci ripeto che ancora Cristaldi venerando era indeciso un po' il gruppo apparteneva, perché la guerra a Catania è scoppiata nel tempo che Cristaldi venerando si trovava a Chiara. No, ma la mia domanda non era riferita al 77. Non lo so. Non lo sa. Ma a parte le rapine che lei ha detto commesse quando eravate bambini. No, bambini, maggiorenni. Lei ha detto bambini. Maggiorenni però. Bambini maggiorenni? Sì. E scusi, quali sono i bambini maggiorenni? Questo non te lo so dire, questa è una cosa che deve specificare lei quando si è girato. Io ci ho detto che lui era più ragazzo di me,
Ma non ti ho detto se è un bambino dedicano. No, mi scusi. Presidente, chiedo scusa, sarebbe opportuno richiamarlo il testo e che potete rispondere agli avvocati. Per carità, se non ho nessuna impertinenza, lasciamo a ognuno il modo di esprimersi che sa. Ma Presidente, siccome nei confronti del proprio Presidente ha avuto toni diversi, abbia pazienza in lei. prima persona ne riparliamo. Continua, avvocato. Sì, grazie. Signor Scaravilli, le chiedo scusa. No, lei poc'anzi ha parlato di rapine quando eravate bambini. Ora sta dicendo bambini maggiorenni. Avvocato, io gli voglio dire per quanto riguarda che state venerando. No, io le volevo... Scusi. Abbassi senta. Silenzio. Mi scusi, lei la prego di non arrabbiarsi. Un momento. O abbassa la voce o si allontana dal microfono, perché sennò rimbomba troppo. E allora l'ha chiarito il discorso, avvocato? No, Presidente, io non l'ho capito. Vorrei capire l'età che lui volesse indicare quando ha detto eravamo bambini e facevamo le rapine. Se me lo può indicare, io non l'ho capito. L'età. Oh, quindi 20 anni e 30 ed eravate bambini. Ma lei dopo, quando eravate non più bambini, ne ha fatti reati con Cristaldi Venerando? Quando è stato arrestato lui nel 77, quando era in galera, con lei non siamo andati più. Ma lei sa quanti anni ha Cristaldi Venerando? Ci ho detto prima, una decina di anni avevo di tempo, o 8 anni, una cosa di più. E lei quanti anni ha? Io 47, 48. Dico, adesso sa dire che reati Cristaldi Venerando avrebbe commesso quando non era più bambino? Dopo che non era con me la tua. Quindi lei che elementi ha per dire che Cristaldi Venerando faceva parte di un'organizzazione mafiosa? E quali sono? Le deve dire. Perché io andavo a prevenirlo, andavo con suo fratello e era la stessa cosa. Quando eravate bambini? No. Quando siete grandi? Avvocato, guardi che ci sono andate per 1990 a parlare con suo fratello. Sì, ma voglio dire, parlare col fratello è una cosa. Io le ho chiesto invece che reati avrebbe fatto Cristaldi Venerando. I reati io non ci posso dire. Oh. Quando apparteneva a Santa Paola. Io ci posso dire i reati che ha fatto con me se per non sapere. E questo quando era... e il banco dove siamo andati. Ma questo è quando eravate bambini? Io No, anzi gli dico una cosa, perché quello che c'è stato questo qua. Non è questa la domanda. La domanda dell'avvocato è... Sto rispondendo su Cristaldi Venerando, però mi sembra. No, sì, appunto, quali sono gli elementi in base ai quali... No, se non restringiamo... proprio su questo, Presidente. Quali sono gli elementi in base ai quali Scaravilli afferma che Cristaldi Venerando appartiene all'associazione capeggiata, cioè al tema dell'imputazione? Questa è la domanda. In grado di rispondere a questa domanda. Io dico che appartiene alla famiglia di Santa Paola, propriamente perché noi quando siamo fuori, siamo dentro, giustamente queste cose chiariamo dalla mattina alla sera, che appartiene a quello e che appartiene a quell'altro, per dire, no? E io so benissimo che il fratello, ne parlavo anche con suo fratello, non che ci chiedevo a che appartiene, perché già sapevo che apparteneva, come mai non si faceva vedere a Pecanerlo? Suo fratello mi rispondeva, essendo che forse aveva la sorveglianza, qualche cosa, che abitava un paesettino a provincia di Catania non scendeva, e lo mandavo sempre a salutare. Scusi, suo fratello chi? Salvatore. Quindi lei lo sa per averlo sentito dire da Salvatore? In che periodo gliel'ha detto Salvatore? Appena lei è stato scarcerato? Sì. Sto dicendo che io lo conosco da bambini e quando ero ragazzi ci dormivo pure a casa sua, quando lui veniva a dormire a casa mia. E anche quando era bambino faceva parte dell'organizzazione mafiosa? No, questo non l'ho dato mai, ci ho detto dopo il 77, quando io non l'ho visto più. Sì, ma lei ha detto pure che dal 76 al 90 è stato detenuto. Sì. E dal qui... 77 al 90. Dal 77 al 90. Quindi le cose che lei ha detto le ha dette per sentito dire, le ha prese per sentito dire. Esatto. Va bene. Presidente, io chiedo l'acquisizione della posizione giuridica di Cristaldo Venerando al fine di accertare se nel periodo riferito dal collaborante si trovasse o meno presso la casa circondariale di Barcellona. Presidente. Non c'è già agli atti la posizione? Ce l'ha lei? Presidente, io non so se è agli atti. Sarà richiesta per tutti gli imputati al momento. Va bene. Che sarà necessario. Avvocato Grassia. Signor Scaravilli,
ci diceva poc'anzi che in una vostra gita a Milano, assieme ad Alfio Maugeri e ad altre persone, per andare a trovare Jimmy Miano, siete stati fermati dalla polizia. In un procedimento che riguarderebbe appunto Maugeri Alfio, risulta alle carte che Maugeri Alfio, da quel procedimento, perché si trattava di avere violato le norme relative alla sorveglianza speciale, è stato assolto perché risultava ricoverato proprio quella sera in ospedale. È a conoscenza di questa data? Scusi, Presidente. Io mi oppongo a questa domanda. Allora, questa domanda viene posta ai sensi dell'articolo 236 per vagliare la credibilità del testo. Può rispondere? Ma non dando un presupposto che è tutto da verificare, perché non è documentato in questo. Scusate, la domanda è ammissibile, l'opposizione è respinta, può rispondere. Che lui si trovava all'ospedale quella sera. Allora, se poi questo tempo risulta alla polizia di Milano, risulta che lei me l'hanno contestato a Catania, allora possiamo giocare sia il fermo di Milano di chi erano questi documenti, sia il biglietto che abbiamo fatto, per vedere se lui era all'ospedale o era Milano con me, no? Signor Scaravilli, lei conosce personalmente o conosceva in quel periodo? Scusi, allora Presidente, scusi, una mozione d'ordine. L'avvocato Grassia formalmente chiede che la Presidenza intervenga affinché lo Scaravilli usi dei toni rispettosi nei confronti degli avvocati, così come ha fatto nei confronti giustissimamente nei confronti dei signori pubblici ministeri, che non sia né impertinente né scortese né interrompa gli avvocati, par condicio a tutti gli effetti. Io Grazie. posso solo raccomandare al signor Scaravilli di mantenersi più calmo nella risposta. Grazie Presidente. Secondo l'avvocato ha detto che ci risultava che questo signore era all'ospedale. Va bene, e la domanda era diretta soltanto a sapere se lei insisteva su questa sua o aveva delle precisazioni da fare, avendo l'avvocato rappresentato una circostanza che a lui risulta. A questo punto, Presidente, io voglio che lei metta scritto il preciso che esiste un tempo dalla polizia di Milano, siamo registrati. Già ha risposto. Ha risposto sul Presidente, punto. scusi, Altra domanda. le richieste Scaravilli le farà allo SCO, non le deve fare ai difensori. Per favore, altra domanda. Ha parlato sempre ai sensi dell'articolo 236, ha parlato dell'omicidio Antonio Acquaviva, soprannominato Ecca Ecca. In effetti Antonio non l'ha nominato, avvocato. Ringraziamo per questo dato che fornisce il difensore, perché l'imputato non ha fatto il nome del padre. Pubblico Ministero, io non ho bisogno di ricordare a lei, perché sarei ipocrita se lo facessi, che io sono in controesame e posso anche fare domande suggestive, quindi le sue opposizioni mi pare che siano assolutamente capricciose. Ma è suggestiva, scusi. In ogni caso il test aveva già risposto alla domanda. Allora, l'omicidio Acquaviva, di quale Acquaviva si trattava? Lei ne ha parlato poc'anzi in relazione ai fatti del cosiddetto processo al clan dei Catanesi. Io ho detto omicidio che padre di Concetto Acquaviva. Sa come si chiamava il padre di Concetto Acquaviva? No. Glielo posso dire, Presidente, si chiamava Antonio Acquaviva? Penso di non urtare la suscettibilità dei pubblici ministeri. Quel processo è stato trattato come capo di imputazione nel procedimento a carico di molti imputati catanesi a Torino, dove lei era coimputato. Si ricorda i personaggi, i soggetti che furono indagati e processati, poi quindi imputati per quell'omicidio? No, io so che questo c'era anche Giovanni Marcellone, però non so. Inteso Giovannetto, sì. E c'era anche tale De Luca, Antonino? E questo che dico io che l'ho ammazzato, l'ho fatto. Perfetto. Le risulta che per quell'omicidio è uscito assolto? Sì. Le risulta questo? Sì. Allora perché poco fa insisteva nel dire che in effetti era un gruppo di cursoti e faceva il nome di alcuni per l'omicidio Acquaviva? Visto
visto che... Non si ammette la domanda. No, scusi Presidente. Non si ammette la domanda, altra domanda. La posso ripetere. Considerato che lei ha fatto il nome di alcune persone come responsabili di quell'omicidio e considerato che quelle persone che lei ha indicato sono state invece assolte e che la sentenza che li assolve ha ormai autorità di cosa giudicata, perché a suo avviso sono stati sempre costoro ad aver ucciso Antonio Acquaviva? Non si ammette la domanda. Va bene Presidente, allora vuol dire che non ho altre domande da fare per il momento e mi riservo, Presidente, quella richiesta che avevo fatto poc'anzi, perché al fine di continuare a vagliare la credibilità del test, siccome anticipo che in ordine a quelle che sarebbero state le causali degli omicidi Ponzio e Barbera nel procedimento a carico di Maugeri Berti più 10 che si è definito in sede di Corte d'Assise d'Appello nel marzo scorso, il signor Scaravilli è stato sentito ed avrebbe, uso il condizionale perché lo affido al mio momentaneo ricordo, offerto delle dichiarazioni che collidono con quelle che ha reso oggi. Scusi, pubblico ministero, ma mi faccia finire allora di parlare. Io faccio opposizione e chiedo, non mi deve interrompere, pubblico ministero. Presidente, chiedo di non essere interrotto. Pubblico ministero, l'opposizione allora, è rigettata. Allora, brevemente, avvocato, concluda. Allora, Presidente, intanto chiedo di non essere interrotto perché non abbiamo mai interrotto i pubblici ministeri. E questo non lo chiede a me, chiaramente. Ecco, allora, no, Presidente, lo chiedo a lei come possibilità di intervento. Ecco. Se qualcuno la interrompe io non posso farle niente. Non posso fargli niente. Presidente, non posso dire niente. Andiamo avanti, avvocato. Presidente, il Vuole potere di direzione dell'udienza aspetta a lei. La sua richiesta Voglio no? concludere, certo, se me lo consentono sì. Bene. Allora, Presidente, sempre sulla credibilità dello Scaravilli, in quel procedimento su fatti in ordine ai quali ha riferito anche oggi. Allora aspetti un momento, avvocato, ci saranno altri interventi di controesame? Sono previsti altri interventi. Allora facciamo mezz'ora di sospensione. Presidente, scusi, sono l'avvocato Strano. Devo fare solo 2 domande, poiché nel pomeriggio non posso venire, mi consente? Non perderò più di un minuto. Non è nel pomeriggio, avvocato. Nel pomeriggio, diciamo fra mezz'ora. Ecco. Cioè si deve allontanare subito. Sì. Con il permesso dell'avvocato Grassia che aveva la parola, perché su tutte le sue richieste devo far allontanare il test prima di fargliela completare. Grazie Presidente, allora le ribadirò successivamente quando lei mi darà la parola. Grazie. Allora, avvocato Strano. Presidente, posso? Mi scusi, signor Scaravilli, poco fa lei ha addotto come motivo della sua decisione di collaborare con la giustizia il fatto del disgusto che prova per ciò che è accaduto prima. Me lo conferma, no? Sì. Senta, c'è qualche altro motivo, come ad esempio, oppure facciamola più diretta, fra i motivi del suo pentimento c'è anche il timore di essere ucciso? Lei quando ha deciso di collaborare con la giustizia aveva timore o aveva avuto qualche giorno, qualche tempo prima timore di essere ucciso? E un'ultima domanda, perché mi era sfuggito poco fa, quel di Pasquale Salvatore, detto Battù, a lei risulta se appartenesse a qualche organizzazione criminale? Quando eravate in carcere se sa se era detenuto per associazione o per altro? Si ricorda se fu indagato, indiziato all'epoca per la rivolta, cosiddetta rivolta del carcere di Piazza Lanza? Mi sembra di sì, però non so niente. Va bene, grazie. Il signor Scaravilli si dovrebbe appartare. Grazie. L'avvocato Grassia può completare le sue richieste. Presidente, al fine di poter la Corte correttamente valutare la rispondenza tecnica anche per quanto concerne il perimetro dell'articolo 236 delle richieste del difensore, io vorrei
anche brevissimamente spiegare quali sono le contraddizioni velocemente e i fatti. Allora, io su questo punto rimanderei tutto il problema a un momento processuale successivo. Non in questo momento la Corte non è in condizioni assolutamente di deliberare, quindi andare a riprendere un verbale di un'udienza anteriore di mesi non è utile per nessuno. Per ora andiamo avanti. Poi ogni difensore potrà chiedere alla Corte di ulteriori esperimenti, di ulteriori atti di istruzione che riterrà necessari. Le parti si pronunceranno e la Corte deciderà quali ammettere e quali no. In questo momento è assolutamente prematuro. Se lei ha da completare il controesame per quello che è stato qui detto e in prosecuzione, lo può fare ora alla ripresa. Per ulteriori richieste istruttorie andiamo a un momento successivo, quando sarà il momento di farlo per tutti. Presidente, scusi, io desidero sapere, così lo sto chiedendo alla Corte, come devo fare altrimenti per poter vagliare la credibilità del test, perché la credibilità del test... Do la parola al pubblico ministero che desidera ancora una volta interrompermi. Le do la parola. Avvocato, lei avrebbe no, e me lo spieghi. Ma avvocato, è nel codice la risposta, quindi offenderei la sua intelligenza e la sua cultura se me lo ricordasse. Signor, non è il caso. Io do questo orientamento di riservare questi problemi a un momento successivo. Per ora sospendiamo l'udienza per mezz'ora. Presidente, le chiedo scusa, io non... Le chiedo formalmente, visto che sono le 2:30 e la pausa si deve fare, ma perché non un'ora? Tanto che fa? Sospendiamo da capo. Noi dobbiamo sospendere mangiare. Da capo in Credo quanto... che dobbiamo Scusi, mangiare. avvocato, abbiamo un altro processo ancora. Ma sono le 2:30, Presidente. Quindi lei ritiene che possiamo qua? Decidere le sorti di quel processo Siamo in questo qua momento. Digiuni. Lei ritiene che dobbiamo... in procedendo. No, forse non mi sono spiegato. Mezz'ora per mezz'ora, ci dia il tempo di prendere un boccone. Dove lo prendiamo in mezz'ora? Mica le chiedo scusa, stiamo qua digiuni da stamattina. Un'ora se ne va, un'ora va bene, ma mezz'ora mi sembra assolutamente insufficiente. Allora, per 3/4 d'ora le va bene, avvocato Russo? Fra un'ora sarò qua. Signor Presidente, le chiedo scusa, il controesame prosegue dopo la pausa.